un po' arriva. Buonasera a tutti e benvenuti al Palarubano. Questa sera si sfidano i padroni di casa della Banca Agna Padova contro Pallacanestro Gardonese. Chiedo scusa per il piccolo ritardo, comunque c'è subito a segno una tripla di Nicolò Scancelli. A breve, al primo momento morto, passerò in rassegna i quintetti di entrambe le formazioni. Intanto per gli ospiti tripla che risponde a quella di Scancelli di Cravedi, che parte forte. Intanto Biancotto a giocarsi l'uno contro uno spalle, 2 punti anche per lui. Per gli ospiti il già citato numero 6 Cravedi, con il numero 75 Paci, con il numero 10 Tonut, col numero 15 Amo e col numero 7 Santi. Intanto c'è un appoggio sul secondo ferro che esce di Cravedi. Fasolo può prendersi la tripla del ritmo in transizione, bravissimo Bellarosa a prendere il rimbalzo in attacco. Intanto l'arbitro fischia, c'è stato un problema con il cronometro e quindi posso dirvi anche il quintetto della Banca Agna Padova. Col numero 3 Biancotto, col numero 18 Capitan Bianconi, col numero 32 Scancelli, col numero 0 Fasolo e col numero 13 Bellarosa. Vediamo adesso se l'arbitro potrà dare il via di nuovo alla gara. Sfida molto importante questa sera qui al Palarubano, in quanto per la Virtus una vittoria significherebbe allontanarsi, diciamo, in maniera definitiva dalla zona play-out. E invece per gli ospiti una vittoria sarebbe altrettanto fondamentale per continuare nel loro caso la lotta per evitare i play-out. Allo stesso tempo Padova, se vincesse, ritornerebbe in carreggiata nella corsa per i play-off. Per quanto riguarda la Pallacanestro Gardonese, si presentano questa sera con un record di 8 vittorie e 17 sconfitte. Diciamo un dato che ovviamente nel complesso racconta sì la loro stagione, ma diciamo che omette il fatto che nelle prime 12 gare erano arrivate solo 2 vittorie, solamente nelle successive si sono sbloccati. Allo stesso tempo però nelle ultime 4 sono arrivate 4 sconfitte, quindi stagione a dir poco altalenante per Gardonese Pallacanestro. Nel frattempo sembrerebbe che il problema al tempo non si sia ancora risolto e quindi si rimane fermi. Ok, sembrerebbe essersi risolto tutto, si può riprendere. Rimessa laterale per la Virtus, ad occuparsene Fasolo. Finta lo zipper Scancelli, va a ricevere lui, blocco in uscita per Bellarosa che riconsegna Fasolo. Pick and roll con Bianconi che viene accidentalmente colpito dove fa più male. L'arbitro fischia e si ferma, si può riprendere.
Di nuovo rimessa laterale per la Virtus, partita che fatica a prendere, ad avviarsi per via delle continue pause, e di nuovo l'arbitro va al tavolo sperando che il problema non sia grave. Nel frattempo vi presento maggiormente le due formazioni. Abbiamo detto Gardonese con un record di 8-17, la Virtus invece più equilibrata con 11-14. Nonostante questo, appunto, intanto gli arbitri, chiedo scusa, mandano entrambe le formazioni in panchina. Speriamo non sia nulla di irrisolvibile il problema al cronometro. Entrambe le formazioni tirano in maniera molto simile sia dal campo che in lunetta, più o meno il 50% da 2, con la Bancagna leggermente sopra in questo dato. Invece da 3 percentuali del tutto simili, 29% entrambe, e ai tiri liberi entrambe ampiamente sopra il 60%, quasi 70%. Per la Virtus i principali realizzatori: Capitan Bianconi con 14, quasi 15 punti di media, Trentini con 11 e Fasolo sempre con 11. Per gli ospiti Cravedi, autore già di una bomba, con 14,2 punti di media, e poi anche Basso e Tonut ampiamente in doppia cifra, rispettivamente 11 e 10,5 punti di media a partita. Per gli ospiti un punto di riferimento anche Amo, e nel pitturato anche lui e Paci, giocatori fisicamente sicuramente importanti. Vediamo se si può riprendere. Le squadre tornano sul parquet. Qua speriamo che da adesso in poi la partita possa proseguire nella maniera più fluida possibile, non solo in campo ma anche per colpa di queste pause. Vediamo, c'è l'alzata per Bianconi, passaggio difficile che non viene controllato. Interessante questa rimessa per la Virtus, che cambia completamente tutto rispetto a quella venuta poco fa. Riceve Cravedi ad occuparsi della difesa su di lui, Bella Rosa. Roll, reject momentaneo, poi si va sotto da Paci che si prende un ottimo tiro dalla media che non viene premiato dal fondo della retina. Biancotto può lanciare la transizione da Fasolo, che poi schiaccia a terra per Scancelli che non può tirare. La palla esce a Bianconi, tripla. Era stato bravissimo Paci a saltare per contestare il tiro. Iverson per Cravedi, la palla non gli viene data, si prova a dargliela sotto, legge tutto Biancotto, ancora transizione per la Virtus che prova a giocarci, la difesa adesso è schierata, bravissimo Bianconi a leggere di avere un vantaggio in velocità su Paci che spende il suo primo fallo. Saranno 2 tiri liberi per il capitano, che dopo l'ottima tripla si va a prendere letteralmente il viaggio in lunetta. Il primo però non va. Uno su 2 per Capitan Bianconi. Tonut ad impostare. Fasolo, bravissimo a passare sul blocco con lui. È bravo però Tonut ad andare fino in fondo con la mano destra a Fasolo. Risponde. Si va a misure, adesso prova la stoccata difensiva che non va. Paci, c'è un fallo lontano dalla palla, fischiato a credo Bianconi su Cravedi, anzi no, fallo fischiato
Anzi sì, a Bianconi, chiedo scusa. Rimessa da fondo per gli ospiti. Bravissimo Bianconi, qua bruttissima gestione di Gardonese e Fasolo ne approfitta segnando altri 2 punti in solitaria. Pick and roll con Tonut, si va di nuovo da Tonut, bravissima la Virtus a negare la ricezione a lungo. Cravedi ora, bravissimo a splittare la difesa e a prendersi il palleggio RS tiro che però non va. Fasolo cerca subito sotto Biancotto che può attaccare Tonut che spende fallo. Il fallo è venuto prima del tiro, quindi è rimessa laterale per la Virtus. Di nuovo Fasolo a gestirla. Zipper per Biancotto e ora blocco per Bella Rosa che ricciola, non può riceverla, bravissima però la Virtus a leggere la difesa e altra tripla per Capitan Bianconi. Che partenza per i neroverdi. Bella Rosa a difendere Cravedi. Tonut vuole provare ad attaccare Fasolo, segna la palla a Paci che la riconsegna ad Amo, prova ad andare sotto da Paci che è bravissimo e di esperienza guadagna un fallo. Mancava pochissimo al termine dell'azione ed ecco il primo cambio della partita. Esce Santi ed entra con il numero 12 lui. Il primo tiro libero è corto per Paci. Anche il secondo, ma c'è stata un'invasione della Bancagna, quindi il tiro libero si ripeterà. Al terzo tentativo entra ora Fasolo. Cravedi in difesa su di lui, va da Bianconi. La Rosa si torna di nuovo sotto da Biancotto che è bravissimo a riaprire tutto per Bianconi che non può sbagliare. Terza tripla per il capitano. Iverson per Cravedi, si va invece da Paci che riconsegna a Tonut. Stagger per Cravedi e la palla di Tonut per servire lui, spalle, rotola sul fondo. C'è un time out per la pallacanestro Gardonese che sul 19-6 decide che è il momento di fermare tutto e provare a sistemare un po' le cose. Prova. Si può riprendere la partita, quintetti invariati per entrambe le squadre. Fasolo, Cravedi su di lui, prova a disturbarla.
finta lo stagger Bella Rosa, esce invece Biancotto che riconsegna Fasolo. Bravissima la Virtus a trovare un ottimo tiro con Biancotto, che però è lungo. Era stato bravissimo a contestare Amo. Rimbalzo offensivo per gli ospiti, si va sotto da lui, che è bravissimo a girarsi e a mantenere l'equilibrio. Bella virata, 2 punti per lui, esce bene dal time out la squadra in maglia blu. Partenza simile per la Virtus rispetto all'azione precedente, ma stavolta è Bella Rosa ad uscire in ritmo, rifiuta il tiro per darla a Bianconi. Ecco il primo errore della gara per lui, e Fasolo in qualche modo come una volpe va a rubarsi la palla e segna altri 2 punti. Cravedi, show di Scancelli, riapre per Tonut che attacca Fasolo, che pecca un pochino in difesa, si era alzato sulle gambe ma non abbastanza da subire 2 punti, invece causa l'infrazione di passi di Tonut. Grazie. Buonasera a tutti. Ci sono stati un po' di problemi tecnici, ho parlato inutilmente per 6 minuti abbondanti del primo quarto. Ecco qua, c'è un fallo che mi permette di ripresentare la partita. Benvenuti intanto a tutti al Pala Rubano. Questa sera si sfidano la Bancagna Virtus Padova e la Pallacanestro Gardonese, come avevo detto in precedenza. Un ringraziamento a Foz, senza il quale la mia voce non si sarebbe sentita per tutta la partita. Un'ottima partenza comunque della Bancagna, che comincia subito a marce alte. 23-8 di parziale, riprenderò come se nulla fosse. Fasolo sbaglia la triple in step back, ora Gardonese può correre in contropiede. Segnalo altri 2 cambi che si sono avvenuti, sono entrati. Intanto lui prova di nuovo a giocarsi la palla spalle canestro. Per gli ospiti sono entrati con il numero 22 Giannozzi e con il numero 5 Acuna. Bella palla intanto di Biancotto, controlla male però Scancelli, obbligato a un tiro difficile Bella Rosa, non va, e ora Amo si lancia in contropiede. Bella Rosa prova a prendere posizione, ma arrivando in corsa commette fallo. Tutto sommato un buon fallo, perché sicuramente non antisportivo, e intanto ha fermato il contropiede di Gardonese. Nella pausa tra il primo e il secondo periodo avrò modo di nuovo di presentare un attimo la situazione con quale le squadre oggi si presentano qui al Pala Rubano. Amo vuole andare inconsegnato da Cravedi, il backdoor ugualmente non c'è. Bravissimo Fasolo a rubare palla e a riperderla, però bravo Federico Fasolo, che è partito in maniera splendida questa sera. Anche per la Virtus c'era stato un cambio che non ho segnalato, era entrato per il capitano Bianconi il numero 21 Rigon, e adesso esce Bella Rosa ed entra Trentini. Giannozzi, nuovo innesto per gli ospiti ad occuparsi dell'azione, bravissimo ad andare fino in fondo e a trovare 2 punti sotto mano con la mano destra. Fasolo, Biancotto si va subito sotto, situazione che vediamo spesso per Trentini, capace di detonare con i razzi che ha sotto le gambe.
segna 2 ottimi punti. Acuna, finta il pick and roll Paci, va invece a bloccare l'uscita di Cravedi, che però è ben tenuto. Prende un tiro in step back che però è corto. Biancotto si lancia in contropiede, si arresta nel cuore dell'area, riapre per Fasolo, ora Scancelli, si va sotto da Trentini. Bellissima iniziativa di Rigon per liberare il tiro di Biancotto che non va. Rimbalzo di Trentini, Fasolo sbaglia, di nuovo Rigon che però pesta, anzi no, subisce fallo. Pensavo avesse pestato la linea laterale. Torna in campo Tonut, esce Cravedi che dopo la prima tripla non è più riuscito a trovare punti. Trentini riceve lui, stagger per Biancotto che ricciola e penetra, scarica per Rigon che non prende il tiro, anzi solamente dopo, è ampiamente fuori misura. Sarà rimessa da fondo campo per gli ospiti. Giannozzi, Fasolo vuole alzare la pressione, è bravo ad eluderla, il numero 22, la Virtus scala, bravissimo però a trovare Paci che poi scarica per Acuna, ottima tripla per gli ospiti. La Virtus si era trovata in ritardo sulle rotazioni difensive, bravi loro a mantenere il vantaggio. Stagger per Trentini, si va poi da Biancotto in ala, riserve Trentini che vuole giocarsela contro Cravedi, contro Tonut, è bravo Giannozzi a toccarla, manca poco, Fasolo deve lanciare una preghiera da fondo campo, il tiro non era neanche così lontano. Giannozzi ora, Gardonese avrà l'ultimo tiro di questo primo quarto, arriva Paci a portare il blocco, bravo Fasolo a tenere la penetrazione di Giannozzi e a spendere comunque un buon fallo, dato che la Virtus non è, la Bancagna non era ancora in bonus. Fasolo adesso esce e fa il suo ingresso nella gara Similiano Moretti. Torna in campo anche Cravedi, probabilmente sarà lui a prendersi l'ultimo tiro. Bravissimo Trentini a negare la ricezione a Giannozzi, si va in angolo da Acuna, il tiro non va e Rigon controlla il rimbalzo. Un saluto anche alle ragazze neroverdi di scarpette rosse, sempre presenti qui al Palarubano ad intrattenere il pubblico durante le pause. Partita molto importante questa sera per entrambe le formazioni. Gardonese infatti, per Gardonese una vittoria significherebbe continuare la lotta per la salvezza dai play-out. Anche per la Virtus una vittoria invece significherebbe allontanarsi in maniera definitiva dalla zona play-out e riaprire la corsa invece per i play-off. Per gli ospiti sono in campo Acuna, Giannozzi, lui, Paci e Tonut. Per la Bancagna invece Moretti, Rigon, Scancelli, Biancotto e Trentini, quintetto molto fisico della Virtus che anche con gli esterni ha chili e muscoli a disposizione. E qua c'è un'ottima difesa che costringe Paci a lanciare una preghiera. Bravissima la Bancagna. Moretti adesso, Iverson per Biancotto che va a spalle da Trentini, situazione già vista più volte, bravissimo Trentini a girare sul perno, il tiro però non va, Moretti prova a rubare il rimbalzo che però viene controllato dai blu. Giannozzi spona dietro, si prova ad andare sotto da lui, bravissimo Rigon
E ora la Virtus scorre il campo, Rigon completa il ribaltamento, va da Moretti che ricciola e penetra, scarica per Scancelli, ottimo tiro che però non va. Tonut ora lanciato in campo aperto, il rimbalzo è controllato da Giannozzi, anzi da Acuna, chiedo scusa. Pick and roll sul fondo con Paci, vuole il cambio, si va per il mismatch, giro sul perno Paci, tiro difficile di mano sinistra, ottima difesa di Rigon. C'è un fallo prima del tiro di lui che ferma il contropiede di Padova. Esce Acuna, anche Paci, vanno a prendersi una pausa in panchina, torna in campo Amo che era partito in quintetto e anche Santi, anche lui presente nel quintetto iniziale. Per la Virtus torna in campo anche Capitan Bianconi per Scancelli. Stagger per Trentini che è libero ma non si prende il tiro, è bravo a penetrare, a scaricarla per Rigon, tiro in ritmo che però non trova neanche il ferro. Ottimo tiro tuttavia che Rigon dovrà prendere in fiducia se si ripresenterà. Lui consegna a Giannozzi che ha un mismatch, Amo va sotto da lui, altro attacco parecchio arrugginito per gli ospiti. Punteggio fermo ormai sul 25-13 da diversi minuti. Moretti, sale lo zipper Biancotto, pick and roll con Rigon che poi blocca l'uscita di Bianconi. Il tiro non va, tap out di Trentini, finisce in mano a lui che dà la palla a Amo. Viene scippato da Bianconi, contatto un po' ambiguo, forse c'era il fallo. Trentini, ghost screen con Moretti, attacca il recupero e sblocca finalmente il punteggio. Trentini adesso ad occuparsi delle difese sulla palla. Tonut va da Giannozzi, Amo bravo a ricciolare, a prendersi il tiro che però non va, rimbalzo di Biancotto, ora Moretti che subisce fallo, un po' affrettato forse il tiro di Amo. Gli ospiti sono da parecchi minuti a secco. Moretti, Iverson per Biancotto, servito, pick and roll con Bianconi, attacca il centro dell'area Biancotto e segna girandosi sul perno. Iverson anche per gli ospiti, Tonut torna da Giannozzi, pick and roll con lui, servito splendidamente nel cuore dell'area e qui sì, era in ritardo l'aiuto di Rigon e per quanto Bianconi era arrivato con le mani sulla palla c'è stato un contatto falloso sotto. Due tiri liberi per lui. C'è da pulire il parquet. Il primo libero non va per lui. A segno invece il secondo.
Moretti, Rigon, torna a riprendersela Moretti, Trentini attacca la linea di fondo, scarica per Rigon che attacca benissimo il recupero e sbaglia sottomano. Fermato fallosamente Santi. Sarà rimessa laterale per Gardonese e Rigon ancora sfortunato. Bravissimo Moretti a seguire l'Iverson di Cravedi. Bianconi, Biancotto, va da Bianconi che attacca il fondo e lui, diciamo, c'era stata una sottospecie di hooking da parte di Bianconi, ma evidentemente c'è stato prima un fallo di lui che era comunque in ritardo, quindi ci sta sullo scivolamento. Messa da fondo per la Virtus, esce Bianconi, prende un tiro difficile che non va. Trentini, ottimo rimbalzo in attacco, ma quando va su non aveva angolo col tabellone, il tiro non va. Bel backdoor di Santi, impreciso il passaggio di Tonutta, esce lui e torna Santi, anzi Paci. Moretti, Biancotto, non c'è il lob per Trentini, si usa però la sponda, passaggio pallavolistico per Bianconi che gliela ridà. Che bella azione corale della Bancagna e Trentini viene premiato. Cravedi, bella tripla, comunica male qua però la Bancagna sul blocco. Bianconi ribalta in palleggio e ora attacca Paci, lo fa saltare e prende un bellissimo semigancio in passo e tiro. Bel canestro il capitano, che sicuramente non aveva un vantaggio fisico contro Santi. Si va a spalle proprio da lui, vediamo se risponderà al canestro del capitano. Il tiro è sfortunato, rimbalzo controllato da Biancotto che ora lancia la transizione. Bravissima la Virtus, bravissimo Trentini a servire Biancotto. E adesso sì, c'è il secondo time out per Gardonese, che negli ultimi minuti ha fatturato solo 4 punti. Benissimo invece la Virtus, che continua a esprimersi in maniera ottimale. Per la Bancagna, Fasolo attualmente a 6 punti, Bianconi a quota 12, miglior realizzatore, Scancelli a quota 3, Trentini a quota 6 e Biancotto a quota 8. Per gli ospiti invece Acuna con 3 punti, Cravedi a 6, miglior realizzatore, Tonut a 2, lui a 3 e Giannozzi a 2. Chiude poi Paci con un tiro libero a segno. Questi realizzatori fino a questo punto della serata. È già tornata sul parquet Gardonese, si aspetta il rientro di Padova. Eccoli qua. I quintetti sembrano non essere variati, anzi sì, per la Virtus è tornato Bella Rosa a dare un giro a Biancotto, finora ancora mai uscito.
Travedi batte la pressione di Moretti, il tiro però non va. Altra transizione per la Virtus, che trova un tiro aperto con Bianconi, che lo finta, riapre per Bellarosa, extra pass, Moretti, il tiro è lungo, ma era stato ottimamente costruito dalla Virtus, che ora si deve accoppiare. Amo blocca Santi, si va a spalle da lui, anzi no, prende la tripla Amo, Bianconi era rimasto staccato, rimbalzo controllato da Giannozzi, si va sotto da Paci che in velocità serve Amo, non un'ottima difesa da parte della Bancagna. Iverson per Bellarosa che attacca Amo, blocco tra esterni, è brava Gardonese a non cambiare, bellissima palla però di Rigon per il capitano, che però sbaglia, ha sporcato un po' le percentuali nel secondo quarto Bianconi, e ne approfitta Cravedi per segnare la sua terza tripla e salire a quota 9 punti. Coach Di Nicolao chiama timeout per fermare il buon momento di Gardonese. Può riprendere meno di 3 minuti dal termine del primo tempo, prova ad alzare un po' la pressione Gardonese, la palla però in qualche modo torna a Fasolo, che è rientrato al posto di Moretti, esce Trentini, di consegna per Fasolo, la difesa si perde, ottimo tiro di Fasolo che però è corto. Travedi, un tiro un po' affrettato da due, è bravo Santi a prendere rimbalzo, fallo di Rigon, se non sbaglio sale a quota 2, anzi no, fallo di Fasolo, sarà rimessa dal fondo per la squadra in maglia blu. Bravo Bellarosa a rubarla sul passaggio, e Fasolo poi serve Trentini che sbaglia, lotta e si va a riprendere 2 punti. È entrato per Padova, fa il suo ingresso alla gara Pilone, pronto a lottare nel pitturato, non riesce a rubare palla Rigon sull'anticipo, pasticcia un po' Santi, Paci, tiro difficile, bravo Pilone a contestarlo, non viene visto poi Pilone che aveva corso il campo benissimo. Commette passi Pilone dopo aver preso rimbalzo in attacco, si era sentito uno schiaffo sul suo braccio, l'arbitro però ha ravvisato prima i passi, per gli ospiti entra Sambrici con il numero 44, esce Fasolo e torna in campo Biancotto, che era rimasto sul parquet per buona parte
per tutto il primo e buona parte del secondo quarto. Ora ad alzare la difesa. Giannozzi, serve Gravedi, difeso da Trentini, è bravo a mantenere controllo del piede perno nonostante l'altro fosse scivolato e poi a girarsi per trovare 2 punti. Bella Rosa, corre l'Iverson, ritorna sui suoi passi, riconsegnandola a Biancotto. Ghost screen, tiro in ritmo di Bella Rosa che va a bersaglio e si sblocca anche lui. Giannozzi reject, poi è bravo a raccogliere la palla passando sopra l'aiuto. Il tiro però non va. Bella Rosa ora in campo aperto, non si prende il tiro, servito poi di nuovo dietro la schiena da Biancotto. Il tiro questa volta è ampiamente sbagliato. Errore da sotto per Giannozzi. E Acuna subisce fallo da parte di Bella Rosa. Esce Bella Rosa ed entra Pietro Bedin. Bravissimo Bedin a toccarla. Acuna però la controlla. Vuole attaccare Scancelli, più lento sulle gambe. Il sottomano però non va. Si lamenta il coach ed effettivamente lo capisco. Poteva esserci stato un colpo. Biancotto a gestire l'ultima azione. Bravo a tenere Amo. L'ultimo tiro da metà campo di Giannozzi non va. Ci vediamo alla ripresa. Pronti, partenza, via. Tutto pronto. Si può ricominciare. Anche lo speaker Martino lo dice. Per la Mancagna, Biancotto, Fasolo, Scancelli, Bianconi e Bella Rosa. Iverson per Bella Rosa, servito però a Bianconi. Fasolo, sponda posteriore per andare poi spalle da Bianconi, che è bravissimo ad attaccare il meno lungo Amo, che in verità aveva fatto un'ottima difesa. Per gli ospiti Tonut, lui, Acuna, Gravedi e Amo. Altro possesso offensivo per la Virtus. Pick and roll tra Bianconi e Fasolo, riblocco. Adesso Bianconi ha un vantaggio fisico e si torna da lui. Brava la difesa a ruotare, ma bravissimo Bianconi a servire Scancelli. L'ultimo a toccare è lui. Un po' imprecisa nei passaggi qua la Virtus. C'era comunque la difesa molto flottata in aria a rendere difficile le cose. Fasolo pronto a mettere la palla in campo. Da Scancelli, che giustamente ha dovuto prendere un tiro all'ultimo. Bravissimo Bella Rosa a controllare il rimbalzo. Ora Fasolo, reject sul pick and roll di Bianconi. Serve poi il taglio di Scancelli, che però non riesce a trovare l'appoggio, e poi Craveda è corto il suo appoggio. Controlla il rimbalzo Bianconi. Fasolo, stagger per Bella Rosa, si ferma prima di uscire. Al suo posto esce Biancotto, pick and roll, blocco per mandarlo spalle.
la difesa a ruota, consegnato per Fasolo che prende la tripla, è lunga, lotta Scancelli, ma il rimbalzo è controllato da Cuna, la Virtus non si accoppia, ma Cuna sbaglia appoggio, impreciso anche il tap-in di lui. Fasolo, Bella Rosa rifiuta di proseguire sull'Iverson, ma poi spalle da Scancelli, da Biancotto, il tiro è corto, recupera il rimbalzo, la scarica fuori, c'è il piede di Tonut. E quell'altro era libero sul tappino sbagliato. Anticipa a Cuna l'uscita di Biancotto e intanto si accende il palarubano con gli Ultras che alzano i decibel. Biancotto, Bella Rosa, Ricciola e riblocca per Bianconi che segna. Bravo il capitano. Acuna riconsegna Tonut, pick and roll centrale con lui, ruota in ritardo Fasolo e non era pronto a ostacolare il tiro. Ora Bella Rosa, bravissimo a rallentare e ad attaccare la linea di fondo, forse c'era una spinta. Tonut ora attacca Fasolo che tiene e lo fa sbagliare. Adesso Fasolo vuole un attimo rallentare, esce Biancotto, riconsegna per Fasolo, bella l'uscita per Bella Rosa, il tiro è corto, esce Bella Rosa ed entra Trentini. Tonut, Acuna, di nuovo Tonut, sotto per Acuna, marcato da Fasolo, legge di avere vantaggio, è impreciso poi a scaricare ed è l'ultimo a toccarla. Bella rotazione di Bianconi mi sembrava, o Biancotto, non ho visto bene. Altrimenti sarebbero stati 2 punti facili per Amo. Molti errori da una parte e dall'altra in questo avvio di secondo tempo. Zipper per Biancotto, cambia lato in palleggio, sale Trentini, va da Bianconi, Elsi pull up, il tiro è lungo, rimbalzo controllato da Amo, lo stesso lancia la transizione, torna da Cravedi, ribalta per Tonut, pick and roll con Biancotto, si stacca Trentini, il tiro di Tonut però è corto. Fasolo si lancia nella sua scorribanda in campo aperto, fermato dalla difesa, adesso c'è un mismatch fuori dall'arco, ghost screen di Biancotto, la difesa scala ed è bravo Scancelli a tagliare sotto, ben servito da Biancotto. Cravedi, Iverson ribalta Blind Peak con lui, Tonut non gliela dà, sceglie invece la tripla di Amo che è molto sfortunata. Adesso Biancotto a lanciare la transizione, la Virtus, la Bancagna slash Virtus si ferma. Fasolo ribalta per Trentini che attacca il recupero, viene scippato da Cravedi, la palla poi esce, prova a salvarla ma aveva il piede sulla linea. Cravedi, esce Fasolo e entra Moretti. E con Moretti in cabina di regia il quintetto della Bancagna adesso è parecchio fisico anche con gli esterni.
Bianconi, bel tiro che però non va, si fa scippare la palla Cravedi e Biancotto bravissimo ad appoggiarne due. Amo vuole giocarsela con Trentini che è bravo a tenere, forse abbassa la mannaia. Biancotto adesso fermato da Amo che rischia anche il tecnico. Esce lui ed entra Paci che non era ripartito in quintetto. Biancotto va da Bianconi, spalle canestro, forse usa in maniera impropria il braccio destro. Nonostante questo l'arbitro lascia correre e Bianconi si gira sulla linea di fondo e trova 2 punti. Adesso la Virtus al massimo vantaggio. Si capiscono male qua Cravedi e Santi, in qualche modo gli dei del basket li salvano. Bel tiro sulla baseline di Cravedi. Trentini a spalle da Biancotto, bravissimo a scaricarla fuori per Scancelli, il tiro però non va. Amo, rimbalzo e Biancotto lo ruba, gli ruba la palla e inchioda con la Bimane. Time out per Gardonese. C'è il punto esclamativo qua di Biancotto. E adesso Gardonese deve essere brava a non abbandonare definitivamente i binari della partita, con la Virtus che sicuramente è entrata con molta più energia dagli spogliatoi. Come sempre complimenti alle ragazze neroverdi. Sempre presenti qui al Pallarubano. Torna in campo anche la Virtus / Bancagna. È entrato Giovacchini, ingresso per lui nella partita ad occuparsi della palla difensivamente parlando. Bravo Bianconi ad anticipare il passaggio, va da Scancelli che con equilibrio trova 2 punti, ma il fallo di Tonut è avvenuto prima. Bravo Bianconi a rubare qua palla e a lanciare la palla per Scancelli. Pallarubano's going crazy, si va a spalle da Scancelli che però è impreciso nell'uso del tabellone. Bianconi lontano dalla palla, bel palleggiare arresto e tiro di Giannozzi. Bianconi, ricezione alta, non sa che farsene, viene a riprendersela Moretti, pick and roll tra i due, si va poi sotto
da Bianconi, è impreciso però il passaggio di Moretti. Gardonese può correre in transizione, la Bancagna non si accoppia e rischia. La tripla di Giannozzi era ottimamente costruita. L'appoggio di Bianconi è impreciso, ma vola Trentini e converte 2 punti con il tap-in. Alza la difesa Moretti, bravo ad attaccare la pressione Tonut. C'è il fallo di Trentini. Doppio cambio per la Bancagna, esce il capitano Corrado Bianconi, al suo posto scende in campo Pilone, esce anche Moretti e alle redini della Bancagna torna in campo Fasolo. A segno Tonut, non penso abbia dichiarato la tabella. Questi 2 di tabella a questo punto penso li tiri così, insolito. Bravo comunque Giovacchini, ricezione complicata, poi sotto da Trentini che gliela riconsegna, rinuncia al tiro, prova ad attaccare il recupero, la consegna a Fasolo e fa cadere Giannozzi. La tripla è lunga, Trentini vola una volta e vola 2 volte, alla seconda subisce fallo. Questa volta viaggio in lunetta per Trentini. Su 2 per Samuel Trentini. Tonut dice a Giannozzi di chiamare 1. Santi, la Virtus è a zona, adesso si accoppia, si va a spalle da Paci. Santi bravo e bravissimo però Giovacchini a disturbare il tiro. Pilone controlla il rimbalzo, Giovacchini dimenticato la difesa, il tiro è in ritmo e lo manda a bersaglio. Giovacchini si iscrive alla gara anche lui. È sempre bello quando i giovani del settore nero-verde segnano punti in prima squadra. Scancelli intercetta la palla e appoggia di mano sinistra. Più 30 toccato dalla Bancagna. Pilone ora, vediamo come gestirà il gancio di Paci che non va. Corre bene anche il campo Pilone. Fasolo però viene fermato fallosamente. Ottima difesa di Pilone. Esce Nicolò Scancelli e torna Bellarosa, esce anche Pilone e rientra Rigon. Blocco di Fasolo, riceve palla, attenderà i secondi necessari a far terminare il cronometro, prova ad ubriacare Cravedi che però è bravo a tenere, solo all'ultimo spende fallo. La paletta del bonus è alta, quindi saranno 2 tiri liberi per Fasolo. Esce Bellarosa e rientra Pilone. Coach Visentin a chiamare le marcature
Intanto Fasolo segna il primo. 2-2 per Fasolo. L'ultimo tiro è per gli ospiti. Tonut blocca Amo, prende una tripla in ritmo che però non va. Il doppio alla metà, 64-32. Ci si appresta a cominciare l'ultimo atto della partita, quintetto invariato per la Bancagna, con in campo Trentini, Fasolo, Giovacchini, Rigon e Pilone. Per gli ospiti in campo lui, Cravedi, Tonut, Giannozzi e Amo. Comincia il quarto periodo. Giannozzi riconsegna a Tonut. Alla Adamo, che la dà a Cravedi, che si giocherà l'1 contro 1 con Fasolo. Bel crossover, il tiro però è lungo. Corre bene il campo la Virtus. Fasolo serve sotto Pilone, se la fa toccare. Fasolo salva tutto, chiama il suo collega ma poi rifiuta il blocco e va con il cameriere ad appoggiarne due. Amo consegna a Cravedi, ribalta con Tonut, pick and roll con lui. Pilone si fa battere e commette il fallo. Bella penetrazione però di Tonut, che potrà completarla mandando a segno il tiro libero. Questa volta non trova la sua amata tabella. Fasolo, Stagger per Giovacchini, passa sotto, al suo posto esce Rigon, la riconsegna a Fasolo, cerca il lob, la difesa segue bene e poi Giovacchini viene stoppato da lui e Giannozzi si protegge col ferro e mente avversario 2. Chiedo scusa. Giovacchini, pick and roll tra Rigon e Fasolo, riblocco, va da Pilone, gliela ridà, tripla di Fasolo che è corta. Abbiamo visto parecchi tiri questa partita andare dritti fuori dal campo. Esce Trentini, rientra Biancotto. Tonut e Pilone qua si fa battere ancora. Bravo però Tonut, davvero molto veloce a prendersi queste penetrazioni. Si va sotto da Biancotto, Amo a difenderlo, bravo a dare la palla in ritmo a Fasolo, che la consegna a Rigon, gliela ridà. Bravissimo a fittare il tiro Rigon, il tiro non va, lui controlla il rimbalzo, butta via la sfera. Non c'è infrazione di campo, dice l'arbitro. C'è il fallo di Giannozzi, che secondo me arrivato a tutto quel tempo passato, se avesse fatto ricevere la palla a Rigon ci sarebbero stati 3 secondi. Esce Pilone, entra Scancelli. Esce Biancotto, Stagger per Giovacchini, Ricciola, torna sui suoi passi, la consegna a Biancotto, pick and roll con Rigon che poppa.
Si va da Fasolo, manca poco ormai. Fasolo dovrà costruire, ubriaca un po' Amo, scarica per Giovacchini, tiro in ritmo, è corto, si lotta a rimbalzo, la prende lui. Qua rischia Fasolo, infatti l'arbitro fischia fallo. Esce Giovacchini ed entra Bedin. Tonutta. Bella la palla in angolo per Giannozzi, la tripla va. Esce Bedin, riconsegna a Fasolo. Blocco di Scancelli, Fasolo attacca Cravedi, che però lo tiene splendidamente. Scarica per Biancotto, che la scarica a sua volta per Scancelli, che manda a bersaglio la tripla. Verso lui qua in ritardo Bedin. Bei 2 punti di lui. C'è time out da parte di coach Di Nicolao, che non è d'accordo con l'approccio difensivo delle ultime azioni. Si rientra in campo, ci sarà il tiro libero di lui, che io ricordo essere stato perso più volte nei suoi roll profondi in area nelle ultime azioni. Vediamo se la Virtus migliorerà questo aspetto difensivo. Rimbalzo di Scancelli, si va da Fasolo, Iverson per Bedin, trattenuto alla maglia, l'arbitro non l'ha visto. Scancelli è lento lui a recuperare, ma poi con la mano tocca la retina e quindi il canestro di Scancelli è valido. Il tiro di Scancelli, che era uscito, è valido. Chiama la difesa coach Visentin, 33, ecco la zona. Perso in angolo Cravedi da Scancelli, la tripla non va, rimbalzo di Fasolo, si può correre in campo. Ferma tutto Cravedi, ora la Virtus è difesa schierata. Esce Biancotto, si spazia in ala, serve poi Rigon, molto bene. Bravo Rigon. Bella palla dietro la schiena. Bella palla di Tonuti dietro la schiena, e qua sono d'accordo con le lamentele degli ospiti. Come era stato canestro buono poco fa, per forza di cose doveva esserlo anche ora. Gli arbitri invece non l'hanno dato. Fallo di Biancotto per fermare il contropiede. Esce Scancelli ed entra Bella Rosa.
Donut, che penso sia uscito in panchina per 5 minuti, per il resto è sempre stato in campo. Bravo Giannozzi ad assorbire il contatto, c'è anche forse un fallo di Fasolo. Imposta Zipper per Bedin. Bella Rosa che si palleggia sul piede. Giannozzi inchioda. Bella partita del numero 22. C'è un fallo lontano dalla palla ai danni di Biancotto, commesso da Tonut. I due si danno il 5. Tonut adesso gli viene dato il meritato riposo e entra in campo Acuna, anzi no, chiedo scusa, entra con il numero 1 Franchi, che fa il suo ingresso. Bedin, palla a Bella Rosa, Rigon in ritmo, il tiro non va, bravo Amo a prendere rimbalzo e a seminare i due difensori virtusini. Scarica poi per Cravedi, extra pass per Giannozzi, palleggio resto tiro, è lungo, rimbalzo di Biancotto, alza la testa per vedere se c'è il lancio lungo, no look per Rigon che si porta a spalle Giannozzi, la palla gli viene data, bella linea di fondo e Giannozzi commette fallo. Aveva preso un'ottima linea di fondo qua Rigon. Esce Fasolo ed entra Moretti. Spinto fuori, sportivamente parlando, questa è la linea. Entra al suo posto Giovacchini. Perde l'equilibrio qua Giannozzi ed è bravo a fermare il contropiede colpendo la palla col piede. La partita adesso si è notevolmente rallentata. Bella Rosa, blocco sulla palla di Biancotto, si ribalta con Giovacchini, alza Giannozzi, bella palla di Biancotto, sbaglia l'appoggio Rigon. Cravedi prende l'area, bravo Rigon a toccargliela da dietro, rimbalzo di Amo, sul mismatch di lui, spalle canestro, Bella Rosa spende il fallo ancora prima della ricezione. Bella Rosa che ora esce, entra di nuovo Bedin. È tornato in campo anche Acugna per Cravedi. Il primo tiro libero non va, anche il secondo non trova il fondo della retina. Rigon batte lui, non controlla poi la palla, ma c'è il fallo di lui. Saranno quindi 2 tiri liberi per Rigon. Torna in campo anche Pilone per Biancotto. Ottima partita di Biancotto.
primo libero va per Rigon. Adesso la Bancagna con in campo Giovacchini, Pilone e Bedin. Quintetto a maggioranza under 19. Vanno sempre fatti i complimenti a questi ragazzi impegnati in questo doppio campionato assolutamente di livello. Qua Bedin perde una scarpa, l'arbitro ferma tutto, non essendoci un vantaggio da parte di Gardonese. Dicevo, non è facile a questa età fare doppio campionato, è un impegno sicuramente notevole, con anche gli esami di maturità da dover dare. Bedin, ottima difesa su Franchi, su Acugna, chiedo scusa, che però è più bravo, e segno 2 punti. Moretti, per roll con Pilone, bella palla per Bedin che attacca la linea di fondo, la palla esce, gli ultimi a toccare sono i giocatori in maglia blu, esce Rigon, rientra Biancotto, si prende un grande applauso anche lui. Bedin, negata la ricezione a Giovacchini, almeno nel primo momento. Biancotto dalla linea rossa, primo ferro, non controlla Franchi il rimbalzo. Biancotto dietro la schiena per Moretti. Pilone riconsegna Moretti, palleggio dietro la schiena, step back e tripla di Moretti allo scadere. Bravo Biancotto ad alzare la difesa, la pressione, pesta però la linea laterale. Iverson per Franchi, pick and roll con Santi, blind pig, la palla va a Giannozzi, si agguanta Bedin, palla contesa e sarà palla per Padova. Moretti, siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gara. Bello scarico per Bedin che non se la sente, riapre per Biancotto, servito il roll di Pilone che appoggia la palla nel cesto e anche lui va a referto. Iverson per Franchi, bravo Giovacchini a seguirlo, palla torna a Giannozzi, Franchi bravo a darla per Giannozzi, per Acugna che sbaglia ma poi segue e corregge. Torna in campo Bella Rosa per Biancotto che si riprende, un meritatissimo applauso. Dimenticato Bella Rosa, appoggia di mano destra. Gardonese che è da diversi minuti che ha gettato la spugna. Sambrici, ora Giannozzi, si va sotto da lui, impreciso nel riconsegnarla, Bedin ruba palla e Moretti serve in ritmo Bella Rosa, extra pass di nuovo per Giovacchini che la manda a bersaglio. 30 secondi
al termine del quarto. Bella Rosa, prova ad alzare la difesa su Giannozzi. Franchi, pick and roll con Sambrici, sponda posteriore, cambia al lato per Acugna, il tiro è ben preso, altri 3 punti per lui. E finisce qua con Moretti che lascia scorrere il cronometro. Vince la Bancagna 84-54 su pallacanestro Gardonese. Auguro a tutti una buona serata o giornata. Vi ringrazio Edoardo Ravazzolo e Francesco Ravazzolo, senza i quali sarei stato da solo. Mi hanno dato una mano nelle riprese e con la sovraimpressione del punteggio e del cronometro. Arrivederci.